Gianantonio Darè, 61 anni, artigiano, è il sindaco uscente di Vittorio Veneto e si candiderà di nuovo alle prossime amministrative. È appoggiato da 7 liste: Lega Nord, Forza Italia, Toni Darè sindaco, Vittorio Nuova, Vittorio con i giovani, Rinnovamento e Trasparenza e Ceneda Uniti per Vittorio. Questo è il suo slogan. Efficace e concreto. Efficace e concreto perché bisogna fare le cose che effettivamente servono nei tempi giusti, cercando di saltare via a quella che è, diciamo, la burocrazia e dare risposte subito ai cittadini. Ecco le priorità per Vittorio Veneto secondo Gianantonio Darè. La priorità sarà quella di creare i presupposti per una grande 2018. Ricordiamoci che entriamo nel centenario della Grande Guerra, siamo nel 2014 e già abbiamo iniziato portando la tappa del Giro d'Italia. Un voto, quello a Vittorio Veneto, che sarà anche una cartina tornasole per il Carroccio. Toccherà al sindaco uscente, ex segretario provinciale della Lega Nord, mantenere dopo 15 anni la roccaforte leghista. Ecco perché si è candidato. Ho messo in piedi tanti lavori, vedi il traforo di Sant'Augusta, vedi la caserma del Vigili del Fuoco, la caserma della Guardia di Finanza, la nuova farmacia comunale e tante altre opere, e per cui voglio dare continuità amministrativa al mio primo mandato.